emissione voucher, adesso mi dice emissione nullo, è bloccato. Questo è quello che succede in una tabaccheria se si prova da terminale ad emettere un voucher. Da quando il decreto del governo è diventato operativo non è più possibile stamparli. Venerdì però c'è stato quasi un assalto all'ultimo voucher. C'è stato un notevole incremento per quanto riguarda l'emissione dei voucher, perché le aziende che hanno saputo del decreto che entrava in vigore il giorno 17 si sono prodigate per acquistare i voucher per le loro necessità, naturalmente. Chi invece è arrivato sabato Si sono un po' arrabbiati perché almeno pensavano un protrarsi per acquistarli per le loro esigenze, diciamo. nel 2016 nella sola regione Veneto sono stati staccati 16 milioni di voucher, molti dei quali nelle tabaccherie a cui era stato delegato anche il pagamento, un giro d'affari che sicuramente mancherà alle loro casse. Si sa, nella tabaccheria non è che ci sia un alto guadagno, però anche questo aiutava nella necessità, anche perché noi abbiamo fatto un investimento con queste macchine. Molti gli imprenditori che li usavano e che non sanno più come pagare chi presta lavoro per loro occasionalmente, come questo titolare di una pizzeria per asporto. Dopo questo fatto dei voucher io non posso lavorare 7 ragazzi per farti lavorare.